Sulle infrastrutture noi difendiamo le nostre infrastrutture, per cui da Veneto dico che sulle infrastrutture, mantenendo l'alveo della legalità e del controllo spasmodico, continuiamo a procedere. Le rassicurazioni del presidente del Veneto, Luca Zaia: il contratto di governo non mette in discussione le opere pubbliche della nostra regione. Anche la pedemontana veneta non è messa in pericolo dall'alleanza tra 5 Stelle e Lega Nord. Per quanto ci riguarda, ha spiegato Zaia, andremo avanti con un controllo certosino per il rispetto della legalità. Sul fronte del contratto di governo lasciato in queste ore nelle mani di Mattarella, il governatore del Veneto sottolinea che poche ore dopo la nomina uno dei temi a piombare sul tavolo del neopremier sarà proprio quello dell'autonomia, una partita che può chiudersi, garantisce Zaia, entro la fine del 2018. Non dormono sonni tranquilli perché noi abbiamo l'autonomia e un istante dopo che il governo si sarà formato noi presentiamo il conto sull'autonomia, chiaro per tutti questo.